Amici bellini, e che vi credevate che il martedì pazzesco vi lasciavo senza video? Che ore sono? Ma lo postiamo subito, quando mai? Voi mo vi state svegliando, io me ne vado a cuccare. Dobbiamo fare un ricapitolo di mercato perché si stanno muovendo delle cose, vi devo dire un sacco di cose, quindi cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, vedete, sono proprio caccamo in questo momento, vedete, basta pochissimo. Questo non è Saverio Solito, Pesaul, Bruscolotti con mia moglie. Non la posso fare l'imitazione di caccamo perché quello è Teo Teocoli che parla in napoletano, che fa ridere. Io con l'accento napoletano non faccio ridere. Comunque sia, benvenuto Frankie Jeans, e per i più piccolini che non conoscono caccamo è veramente un peccato. Vi siete persi un momento di televisione con la Jalaps, con Mai Dire Mai Dire TV, una roba straordinaria che non tornerà più. Comunque che bello, è proprio il Vesuvio. Il Vesuvio. Quei tifosi non ne abbiamo parlato perché non ne volevo parlare, ma comunque noi non siamo napoletani. È certo che non siete napoletani, e appena l'hanno detto subito il gol di Elmas, una roba straordinaria, proprio la giustizia sociale divina. Parliamo di mercato, signori, perché si stanno muovendo delle cose e si sta avverando un timore che vi avevo accennato qualche giorno fa, che il movimento di Lukaku poi alla fine non immetterà tanti soldi nella Serie A perché fanno un circuito chiuso. Si parlava, io avevo ipotizzato, se si prendono Zapata al posto di Lukaku e l'Atalanta va a prendere Abraham dal Chelsea, è un triangolo chiuso tra Chelsea, Inter e Atalanta. E invece questo triangolo chiuso pare si stia sviluppando tra Inter, Chelsea e Roma, perché nel momento in cui l'Inter cerca l'accordo con Dzeko, e probabilmente si farà, insomma questo è un rumors che sono un paio d'anni che almeno si sussegue, e questa volta pare che si possa fare a questo punto, e pare che la Roma si stia fiondando su Abraham del Chelsea, e a quel punto è chiuso. Quindi la Roma non si prende nessun Belotti, il Torino non si prende nessun Petagna, e i giocatori nostri nessuno li vuole, e quindi ci troviamo di fronte a una situazione che magari o ci offrono poco per quelli che sono i campioni che noi valutiamo tantissimo, oppure non ci offrono proprio niente, perché seguendo un pochino le notizie, i rumors, perché poi alla fine sono sempre voci, io voglio vedere le notifiche. Non vi siete iscritti al canale, non vi siete iscritti al canale Telegram. Quando arrivano le notifiche è per questo, perché non vi siete iscritti e io controllo le notifiche. Benissimo, un amico bellino abbonato si è appena svegliato e ci fa sapere queste cose qua. Perché dico il fatto dell'abbonato? Perché non mi devo dimenticare niente, ho troppe cose da dirvi. Fantacalcio con gli abbonati bellini, quindi nel momento in cui vi abbonate fatemelo sapere subito con un commento, perché io non lo vengo a sapere se poi non controllo. Fatemelo sapere subito con un commento scrivendomi il vostro username Telegram, così vi posso aggiornare subito. Entro una decina di giorni ci organizziamo, facciamo il fantacalcio. È la prima volta che lo faccio, sono tutto emozionato, ci divertiremo tantissimo. Comunque, quello che vi volevo dire, perché poi non mi devo perdere niente. Vedi, un'altra cosa che mi stavo scordando: domani vorrei vedermi insieme a voi Chelsea-Villarreal. Mamma mia, Jorginho e Albiol. Tiferemo per Albiol, amo Jorginho, ma tifiamo sempre per la più piccola. Sì, e quindi questo, sto tornando al mercato, noi siamo riusciti probabilmente a piazzare Tutino, il che, insomma, il ragazzo è giovane, tutto a posto. Noi avevamo anche ipotizzato un'idea di se qualcuno si piglia a Petagna, tieniti a Tutino che magari è più giovane, può fare di più il lavoro che fa Osimhen. Questo probabilmente non avverrà. Pare che, insomma, prestito con il diritto, obbligo di riscatto, insomma, da parte del Parma per Tutino, si parla di 5 milioni. Vabbè, insomma, un prezzo anche giusto, probabilmente non è né strapagato né pagato poco, secondo me ci sta. Un peccato, perché si poteva sfruttare, però ragazzi, qualche cosa deve entrare, sperando che questo piccolo tesorino, perché non è nemmeno un tesoretto,
virgolette, un tesoruccio che con Tutino venga rimesso nel mercato, perché io vi faccio vedere una cosa, io vi faccio notare di come siamo messi a livello di rosa. Questo dovrebbe essere una cosa quasi oramai definitiva, possiamo affrontarla senza problemi, perché non ci sono notizie, non ci sono ogni tanto esce la notizia, quell'idea del Napoli sta chiudendo un'altra squadra, una volta è l'Arsenal, una volta mi pare che la Lazio sta affondando su Berghe, ma ci diceva pure che la Lazio affondava su Basic, insomma Zaccaria, Top Miners, tutti quelli che noi il Napoli ci sta pensando, qualcuno sta chiudendo. Top Miners si parla di nuovo di Roma, perché l'Atalanta pare che si sta affondando su Zaccaria, quindi era fiondando. Quindi la situazione è questa, signori, e io vi chiedo a voi nei commenti, non mi sono dimenticato niente, no, perché poi dobbiamo parlare di Insigne, Mertens e Lozano, ma a fine video. Dovete dirmi voi nei commenti, se arrivano questi 5 milioni, come li dobbiamo spendere, perché questo probabilmente sarà... Allora, in porta io direi che non si deve fare niente, perché o puntiamo su Meret con la paura che non parla e che non esce, oppure come al solito Ospina si prenderà, perché quello è il leader, sicuramente si è preso Spalletti sotto al braccio. Ho visto altri allenamenti, amici bellini che mi mandano gli allenamenti da Castel di Sangro. Ospina proprio parla, sta lui a centrocampo, hanno fatto un'esercitazione dove praticamente c'erano i due portieri, se la dovevano scambiare tutti scambi di prima, Ospina a centrocampo che se la scambiava con tutti i giocatori, è proprio un leader. Secondo me sarà Ospina anche quest'anno, comunque questo non lo sapremo mai, quindi i portieri non li tocchiamo. A destra, signori, Di Lorenzo ovviamente è titolare, ma questa è la chiave di tutta la difesa, perché probabilmente Di Lorenzo sarà il nostro jolly a tutti gli effetti quando andremo in difficoltà, quando ci sarà bisogno di fare delle turnazioni in caso insomma di raffreddori oppure di squalifiche, perché Di Lorenzo può in teoria andare al centro, adattandosi, non è l'ideale ma qualche volta l'ha fatto anche bene, può andare al centro, e quindi in questo momento, se Luperto effettivamente se ne va, che si parlava dell'Empoli, l'unico difensore centrale che abbiamo lì è Di Lorenzo, perché Manolas e Rachmani sono la coppia e Koulibaly non ha la sua coppia, quindi sarà Di Lorenzo. Di Lorenzo che in caso estremo può andare anche a sinistra, quando Mario Rui insomma qualche volta dovrà riposare Mario Rui, aspettando Gulam, aspettando Godot perché aspettiamo sempre Gulam, quindi può andarci Di Lorenzo da questa parte, senza escludere che il signor Zanoli possa effettivamente ritagliarsi uno spazio, perché Spalletti sta continuando a provarlo a sinistra, un po' per emergenza perché quelli sono i giocatori, e un po' perché secondo me il ragazzo può meritarla una chance. Ieri Zanoli ha guardato anche la mia storia su Instagram, l'ha visualizzata, io ho taggato a lui e Politano e Zanoli l'ha vista. Zanoli, ti mando un bacio da New York, Valerio Fluido, c'è tanta stima, quindi Zanoli ok, però il centrale difensivo probabilmente Chiavette, Coppa d'Africa non ci capirà niente, perché se Gulam l'abbiamo recuperato comunque se ne parte, e quindi da quella parte ci deve giocare, non ci può giocare Di Lorenzo. Momento assurdo, ci troviamo con Mario Rui, Koulibaly non c'è, quindi Mario Rui, Manolas, Rachmani, Di Lorenzo, sostituto di Mario Rui Di Lorenzo, e quindi dall'altra parte Malqui con Zanoli unico riserva. Così ci troviamo se non compriamo un difensore, pericolosissimo. Centrocampo, proprio le dolenti note, perché si stiamo affidando a questo centrocampo a 3 in questo momento, e in questo momento abbiamo questa situazione qua, con Fabian che può essere sostituito da Elmas, forse anche meglio, con Lobotka che può essere sostituito da Demme quando ritornerà, quindi si parte con l'handicap, e Zielinski Gaetano, non c'è altra soluzione in questo momento. Zielinski lo devi considerare centrocampista, e probabilmente lo dovrai considerare centrocampista anche a 2, anche centrale ogni tanto, perché non puoi metterci qua né Unas né Mertens, che invece possono fare il ruolo di punti sottopunta, quindi ci troviamo con un minimo di abbondanza in attacco, siamo scarsi a centrocampo ma abbiamo l'abbondanza in attacco perché a destra siamo ampiamente coperti con Politano, Lozano quando recupera, quindi il discorso di Mertens
Mertens e Lozano che stanno tornando, oggi dovrebbero proprio tornare, quindi magari Ivan Elenes l'ha indovinata e vediamo pure qualche minuto di Lozano nella prossima amichevole, speriamo bene. Quindi lì siamo coperti, un as può giocare anche in quella zona ovviamente, a questo punto credo che resterà, perché a questo punto noi ci serve proprio di numero tutti questi giocatori. Petagna ancora infortunatuccio, dobbiamo aspettare Mertens ancora infortunato, quindi siamo un pochino in emergenza lì come centravanti, e come centravanti abbiamo visto Politano non ci convince, falso 9, ci potrebbe giocare Lozano, ci potrebbe giocare lo stesso Unas, secondo me meglio di Politano in questa zona qua, e Insigne può avere come sostituto anche Macciacci, perché a questo punto tanto Insigne probabilmente giocherà un numero di partite esagerato, e in caso di cose assurde e terribili ci puoi mettere Lozano qua, ci puoi mettere lo stesso Unas qua, e questa è la situazione. In questa zona ci può giocare anche Zielinski, ma ci servono i centrocampisti, in questa zona ci può giocare anche Fabian, anche Elmas, ma ci servono come centrocampisti, quindi questa è l'emergenza. Si sta sviluppando, signori, una squadra un pochino liquida, una squadra un pochino ancelottiana, però con idee sarriane. Allora io vi dico questa cosa, se tutto va bene questa squadra ci può togliere anche qualche soddisfazione e ci possiamo anche divertire, però vi ricordo quello che vi abbiamo detto a livello di tattica, proprio di sistema di gioco. Se facciamo il pressing alto di recupero palla, qua c'è la voragine, ne ho parlato anche ieri con Salvatore Pen, la voragine si risolve solo con una cosa, anche Lobotka viene qua, benissimo, se Lobotka perde palla qui ci devono stare già i difensori, devono stare così alti. Con chi succedeva questa cosa qua? Succedeva con Sarri, c'era un coraggio incredibile, c'era un'organizzazione maniacale, in modo tale che non c'è mai spazio, la squadra resta sempre corta e compatta, tutta altissima, e se proprio loro buttano la palla in avanti e la rincorrono, anche il portiere deve stare qua. Quindi Ospina meglio di Meret in questo caso, perché serve personalità, serve coraggio, serve che fai un'uscita anche alla disperata. Meret io non lo voglio buttare giù assolutamente, però Ospina rappresenta più una sicurezza sotto questo punto di vista, se vogliamo fare questo gioco coraggioso che è sarriano, però con tutti questi possibili cambi e interscambi di ruolo è una cosa ancelottiana, quindi servono le letture, servono che i giocatori siano duttili, siano pronti, siano in fiducia. Signori, è complicata, veramente è complicata, il mercato non si sblocca per noi, non si sbloccherà probabilmente, non c'è sta un euro, e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Fare di necessità virtù significa che probabilmente ti dovrai tenere Gaetano, ti dovrai tenere Zanoli. Speriamo che queste operazioni vadano a buon fine, che facciano una buona stagione quando verranno chiamati in causa, perché alla fine serve pure un po' di mazzo. Io ve l'ho detto, ve l'ho spiegato bene, il mazzo è che tu vieni chiamato in causa e sei in giornata, sei in una gran giornata, ti riesce tutto, ti riesce il primo dribbling, vai in fiducia e quindi ne fai un altro, eccetera eccetera, ti riesce un gol a mazzo, ti sblocchi mentalmente, perché sono fragili mentalmente. Non lo voglio sentire più che sono fragili mentalmente. Oggi che è martedì io finalizzo la canzone, non lo so, spero di finalizzare la canzone, spero di potervela regalare al più presto, perché la canzone è importante, sarà importante per me, per voi spero anche, perché io vi voglio bene e devo condividere con voi tutte le cose della mia vita mano a mano che accadono e che succedono, quindi seguitemi anche su Instagram da New York. Valerio Fluido è tutto, il mercato ci lascia un pochino interdetti, purtroppo così, ma noi stiamo parlando anche di campo, come vedete, e quindi facciamo delle ipotesi che speriamo si realizzino in positivo e non in negativo, altrimenti purtroppo andiamo un pochino in difficoltà, un pochino. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,